Sono giovani che è un problema, che l'istituzione, il comune, chi è predisposto a queste cose qua deve provvedere. Si muovono in gruppo, anche fino a 20 persone, entrano nei negozi, si prendono da mangiare e da bere, poi se ne vanno senza pagare. La baby gang, si tratta di minorenni, prende di mira soprattutto i negozianti del Bangladesh. Li minacciano armati di bastone ma anche coltelli e se qualcuno reagisce allora sono botte. Tutti i giorni loro passano sempre qua, minimo 20 persone, non solo uno o due, 20 persone, fuori anche di dentro, prende roba, non paga, andare via. A regnare ormai è la paura, soprattutto di sera quando c'è poca gente in strada e i commercianti non possono far nulla per difendersi. Tutti 3-4 persone sempre di coltello, prendere bottiglia, vuoto bottiglia, dopo fa casino. Prendere bicicletta fa così per metro, hai capito? Noi paura di sempre. La banda di malviventi bazzica tutti i giorni in questa strada dove ci sono 3 o 4 negozi di cittadini del Bangladesh. I racconti sono uguali. E se sono 20 magari chiede dai una birra, non paga e se loro reagiscono magari picchiano, è normale che abbiamo paura. E botte, senza motivo, senza niente. Così nei negozi, ma ci raccontano che di sera quando passano le loro mogli le fermano, rubano loro telefonini e portafogli. 4 persone. Io dopo paura, dopo andato a casa, dopo io ho detto a mia moglie e quando io... Dura anche la condanna da parte dei cittadini di Marghera. Certo che fa pensare, soprattutto per la giovane età, però evidentemente a sti ragazzi qualcosa manca. Che è una forma di razzismo che imparano presto. È una cosa grave.